Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. C'è un siciliano, Vincenzo Franchina, tra i morti nella centrale idroelettrica di Suviana, nel Bolognese. Aveva 36 anni ed era da poco diventato papà. Domani giornata di mobilitazione di CGIL e UIL per la sicurezza sul lavoro. Arrestato imprenditore a servizio del boss. A Carini, nel palermitano, Giovanni Palazzolo era l'uomo che muoveva le fila all'interno del comune, ma partecipava anche alle riunioni strategiche dei clan. Palermo si indaga tra i documenti della commissione urbanistica del comune dopo l'arresto dell'ex presidente della struttura, Russo, e la conferma di un rapporto malsano tra mafia e politica, commenta il giornalista Riccardo Loverso. A Palermo già al lavoro la cabina di regia contro la siccità. È coordinata dal capo della Protezione Civile siciliana, Cocina. Obiettivo: interventi rapidi e concreti contro l'emergenza idrica. Catania, pedoni in pericolo, il centro e la periferia invasi dalla vegetazione incolta che ricopre strade e marciapiedi. Tante le segnalazioni denuncia alla nostra linea WhatsApp. Al TG Sicilia Gianfranco Iannuzzo, da domani protagonista del recital al Teatro Musco di Catania, un monologo d'amore per la sua Sicilia. Calcio verso il derby, per il Catania vale una stagione, in ballo l'accesso ai play-off, divieto di trasferta per i tifosi del Messina. Bentrovati. In apertura la tragedia che è avvenuta nel Bolognese. Si chiamava Vincenzo Franchina, aveva 36 anni ed era originario di Sinagra, nel Messinese. L'operaio siciliano morto nell'esplosione della centrale e nella Suviana, nel Bolognese appunto. Sentiamo tutti i dettagli da Luca Ciliberti. Un siciliano come tanti, scappato dalla Sicilia per lavoro. Una persona educata, schiva, di poche parole, gentilissimo e soprattutto un grande lavoratore. Così come lo ricorda Sinagra, nel Messinese. Vincenzo Franchina, perito industriale, una delle vittime dell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana, sull'Appennino bolognese. Aveva 36 anni, sposato da un anno e padre di un bambino di 3 mesi. Vincenzo e la moglie, infermiera al Gaslini, originaria di un paese vicino Sinagra e Raccuia, avevano lasciato la Sicilia in cerca di certezze. Vivevano a Genova, nel suo paese d'origine. Oggi è un giorno di cordoglio, nessuno vuole parlare, la famiglia che vive in contrada Muninazzo si è chiusa nel silenzio. Il sindaco Nino Musca, che ha sposato la coppia appena un anno fa, proclamerà il lutto cittadino. Tutti siamo particolarmente sconvolti, pensiamo la famiglia lo è in modo particolare, ma famiglia di grande dignità, di persone particolarmente educate, di persone particolarmente lavoratrici, per cui è una mattinata terribile. Oggi parlare a distanza di poco più di un anno con un bambino di 3 mesi, parlare di questa situazione è davvero angosciante. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia con Franchina. Sono morte altre 3 colleghi, in 4 risultano dispersi, 5 sono i feriti ricoverati in gravi condizioni per le ustioni. Secondo un testimone che ha raccontato di aver visto le fiamme della centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana, si è scatenato l'inferno intorno alle 14:30 di ieri, quando una turbina è esplosa all'8° piano sotto lo zero, causando prima un incendio e poi l'allagamento del 9° col crollo di un solaio. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha inviato sul posto un team per rafforzare il coordinamento delle strutture operative impegnate nei soccorsi. Intanto per giovedì i sindacati CGIL e UIL hanno indetto una giornata di mobilitazione per la sicurezza sul lavoro. Arrestato a Carini l'imprenditore Giovanni Palazzolo, faceva affari con la mafia di San Lorenzo Natale. Longa manus del boss all'interno del comune avrebbe favorito anche la latitanza di Salvatore Lopiccolo. Adelaide Barbagallo. Giovanni era a disposizione di tutti. Se c'era un problema al comune di Carini si parlava con lui. Era come un tramite tra il comune e la famiglia, dicono i pentiti. La famiglia è la cosca legata al mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale e il Giovanni di cui parlano è l'imprenditore Palazzolo, 68 anni, attivo nei settori dell'edilizia, della logistica e della ristorazione. Longa manus dei boss all'interno del comune di Carini, pronto ad ospitare il capomafia latitante di San Lorenzo, Salvatore Lopiccolo. L'indagine della
procura di Palermo che ha portato all'arresto di Giovanni Palazzolo nasce dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonino Pipitone e Gaspare Pulizzi, per anni correggenti della famiglia mafiosa. Indagato anche un luogotenente della Guardia di Finanza che avrebbe informato l'imprenditore anche di alcuni accertamenti sul suo conto. Giovanni Palazzolo avrebbe partecipato a riunioni sulla programmazione delle attività criminali e assicurato assistenza allo piccolo nel corso della latitanza, riscuotendo e reimpiegando il denaro provento delle estorsioni, nonché garantendo continui contatti occulti con l'amministrazione di Carini, consentendo così al sodalizio di vedere rappresentati i propri interessi. Si sarebbe attivato anche per il cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni, compreso quello dove anni dopo sarebbe sorto il centro commerciale Poseidon. Palazzolo non tollerava concorrenza, come nel caso di un trasportatore che stava coinvolgendo altri colleghi in un progetto che avrebbe danneggiato la sua società di logistica. A questo dobbiamo atterrarlo, diceva un suo dipendente, fratello di un pregiudicato. Palermo si indaga nelle carte della commissione urbanistica del comune dopo l'arresto dell'ex presidente di questa struttura, Mimmo Russo, sospeso da Fratelli d'Italia. Manlio Viola. È la commissione urbanistica del comune di Palermo il fulcro delle attività illecite contestate all'ex presidente e consigliere comunale Mimmo Russo, arrestato ieri per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Si tratta del secondo presidente di quella commissione che finisce sotto inchiesta negli ultimi anni. Russo però è un personaggio molto noto, per più di 20 anni è stato seduto sui banchi del Consiglio Comunale, per 30 protagonista della scena politica e sociale. Ha cambiato tante casacche, da Alleanza Nazionale al Movimento per l'Autonomia, da Azzurri per l'Italia al Movimento Palermo 22, che sosteneva Leoluca Orlando, fino ad approdare a Fratelli d'Italia. Aveva iniziato con le battaglie per i precari, ex PIP, per poi passare alla politica. Secondo una decina di pentiti, i suoi contatti erano però Gregorio Marchese, figlio del killer di Cosa Nostra Filippo, e Achille Amdò, faccendiere massone e consulente di società edilizie interessate a realizzare un centro commerciale. Dall'inchiesta sarebbe emerso che l'ex consigliere avrebbe messo a disposizione il proprio CAF per l'affidamento in prova ai servizi sociali di diversi condannati per mafia, che grazie al suo aiuto sarebbero così riusciti a lasciare il carcere, ma avrebbe anche distribuito soldi e buoni benzina per assicurarsi il consenso nei quartieri come lo Zen e il Borgovecchio. Da presidente della commissione urbanistica al Consiglio Comunale si sarebbe poi messo a disposizione per soddisfare interessi di persone vicine alla mafia, dando alle cosche il controllo di concessioni, autorizzazioni e appalti. Non è mai sorto però il centro commerciale di Roccella, sul quale Russo spingeva forte, l'affare che lo avrebbe sistemato per il resto della vita. E su questa vicenda sentiamo adesso il commento di Riccardo Loverso, giornalista a Palermo di Live Sicilia. Fatto salvo il principio di non colpevolezza che vale per tutti, l'inchiesta svela un malsano rapporto fra mafia e politica, con il politico di turno, in questo caso il consigliere comunale, ex consigliere comunale Mimmo Russo, che bussava alla porta dei mafiosi per avere consenso elettorale. I voti si pagavano e si pagano, perché nulla fa pensare che le cose purtroppo siano nel frattempo cambiate, con un buono di benzina, con un sacchetto della spesa, con la promessa di essere inseriti in una cooperativa sociale o per un posto di lavoro in un supermercato, ancora per avere una corsia preferenziale nella macchina della burocrazia comunale. Perché accade tutto questo? Perché purtroppo è radicata la cultura della scorciatoia, ma anche perché ci sono sacche della città di Palermo dove purtroppo è ancora più conveniente rivolgersi al Mamma Santissima di torno piuttosto che allo Stato. Si fa più in fretta e si risolvono le cose più facilmente. Purtroppo dobbiamo prenderne atto, altrimenti rischiamo di vincere la battaglia contro Cosa Nostra e perdere purtroppo quella sociale. Si è insediata oggi pomeriggio a Palazzo d'Orléans la cabina di regia per l'emergenza idrica. A coordinarla il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. La struttura operativa dovrà individuare e coordinare interventi rapidi e concreti contro l'emergenza siccità. Vediamo. Si è insediata nel pomeriggio a Palazzo d'Orléans la cabina di regia per l'emergenza idrica istituita dalla Giunta regionale di governo su iniziativa del presidente della regione Renato Schifani. La struttura è guidata dallo stesso governatore e coordinata dal capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina. Erano presenti anche gli assessori all'agricoltura Luca Sammartino e all'energia Roberto Di Mauro. Cosa farà questa cabina è indicato già nei compiti di Costituzione. Raccoglierà le esigenze che vengono dai territori, che riguardano tutti gli usi, sia potabile e civile che agricolo, sia industriale
industriale che sanitario o per la produzione energetica. Potrà contare sui fondi della Protezione Civile Nazionale, che è pronta a finanziare dissalatori portatili, impianti di recupero di acque reflue da destinare all'agricoltura. Potrà attivare pozzi in disuso, scavarne di nuovi, realizzare impianti di pompaggio per prelevare acqua da bacini non accessibili e dar vita ad un sistema di distribuzione con autobotti per tutti gli usi civili, agricoli ed industriali. Possibili anche gli interventi straordinari sulle condotte idriche per limitare le perdite o per collegare fra loro impianti che non lo sono, in modo da poter utilizzare l'acqua di bacini con maggiore disponibilità anche in acquedotti forniti da dighe e bacini esauriti o in esaurimento. La struttura, oltre ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali interessati, potrà contare su alcuni esperti. Si tratta di Giorgio Domenico Micale dell'Università di Palermo, Mario Rosaria Mazzola, già professore di costruzioni idrauliche proprio a Palermo, attualmente presidente della Fondizione Utilitas e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Enrico Foti, ordinario di idraulica a Catania, Salvatore Barbagallo, professore di idraulica agraria all'Università sempre di Catania. L'architetto Massimo Gentile, arrestato con l'accusa di associazione mafiosa per aver prestato per anni la sua identità al boss Matteo Messina Denaro, ha rinunciato al ricorso al Tribunale del Riesame. Il professionista siciliano di origine, ma da anni residente in Lombardia, dove si occupava di fondi UE per il comune di Limbiate, non ha presentato istanza di scarcerazione. Raccolti, i vigili del fuoco costretti a intervenire più volte, intanto alcune aree diventano discariche a cielo aperto. Marco Gullà. Rifiuti, disagi e roghi, un copione che non cambia a Palermo. Da 10 giorni a questa parte la scena in molti quartieri del capoluogo è sempre la stessa. Cassonetti straripanti di rifiuti e montagne di sacchetti ai piedi dei contenitori e sui marciapiedi. A questi si aggiungono i fuochi appiccati dai residenti per liberarsi dall'immondizia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire più volte per spegnere i roghi appiccati in tante vie dello Zen, ma anche in Corso dei Mille, in piazza Achille Grandi a Brancaccio e in via Cortigiani, nel quartiere Zisa. Le feste pasquali hanno quindi lasciato il segno, con molti quartieri ancora invasi dai rifiuti e con i roghi appiccati, ma non solo questo, perché molte parti del capoluogo diventano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Qui siamo nel quartiere di Corso dei Mila, alle mie spalle c'è il fiume Oreto che bagna la città in diversi tratti, ma è anche una discarica a cielo aperto con frigoriferi, materassi e anche vecchi mobili che vengono abbandonati proprio a ridosso del fiume. La RAP è al lavoro per ripulire la città, ma il problema potrebbe ripresentarsi in occasione del ponte del 25 aprile e poi del 1° maggio. La polizia celebra i suoi 172 anni dalla sua fondazione. A Catania forti le parole del questore, al primo posto la lotta alla mafia senza trascurare la microcriminalità, fenomeni che rendono meno attrattiva la città che invece è di rara bellezza. Adelaide Barbagallo. Esserci sempre con il massimo impegno, con coraggio e un incessante lavoro di squadra. Anche a Catania la polizia celebra i 172 anni della sua fondazione. In piazza Bellini il saluto degli agenti e rappresentanti delle istituzioni. All'interno del Teatro Massimo il messaggio del ministro Piantedosi e del capo della polizia Pisani. E poi l'intervento del questore Bellassai, che racconta di una Catania di rara bellezza, invidiata da tutti, cui fanno da contraltare le problematiche di alcuni quartieri. Catania è una città straordinaria. È mare e montagna, ma è anche altro. È Librino, periferia geografica del capoluogo, è San Berillo, è San Cristoforo, tutti contesti territoriali che fanno da contraltare alla magnificenza di Piazza Duomo. Prioritaria la lotta alla mafia, che è violenta, arrogante e soffoca le attività positive del territorio. È il nemico, perché erode le fondamenta della struttura su cui faticosamente si regge la convivenza sociale. E nel silenzio delle armi che hanno turbato i sonni dei catanesi negli scorsi decenni, tenta di rubare la loro libertà. Non meno importante la lotta alla microcriminalità e il contrasto all'illegalità, fenomeni che rendono meno attrattiva Catania. Parlare di parcheggiatori abusivi e di uso del casco in una realtà contrassegnata da dinamiche criminali così importanti può sembrare perfino paradossale. Non lo è.
Cerimonie in tutte le città dell'isola. A Catania, oltre a premiare gli agenti che si sono distinti nel loro lavoro, sul palco si sono susseguiti attori e cantanti catanesi per dare valore alla cultura cittadina. Tra loro il poliziotto Antonio Costa, che ha cantato un brano di Bocelli, e poi ancora Luca Madonia e Donatella Finocchiaro. Giungla Catania, il centro e la periferia sono invasi dalla vegetazione incolta che spesso ricopre strade e marciapiedi. Tante le segnalazioni e denuncia alla nostra linea WhatsApp. Tonino De Mano. Non si può certo dire che a Catania non esiste il verde. Il problema è che è talmente rigoglioso ed incolto da occupare ogni cosa, ricoprendo strade e marciapiedi e rendendo impossibile il passaggio dei pedoni. Mentre l'amministrazione comunale fa di tutto per la mobilità sostenibile, è insostenibile la vita di chi percorre a piedi le strade di Catania. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 7455 005 e le denunce arrivano a macchia di leopardo da nord a sud, centro compreso, a testimonianza che le lamentele riguardano tutta la città. Domenica scorsa la prima edizione 2024 del Lungomare Fest ha battezzato di fatto la via Barraco, visto che molti catanesi l'hanno utilizzata ed esplorata per bypassare il lungomare. E così molti hanno segnalato lo stato dei marciapiedi in via Alcide De Gasperi, in alcuni tratti completamente ricoperti dalla vegetazione. Un'autentica giungla che costringe i passanti a transitare sulla strada con il serio rischio di essere investiti dalle auto in transito. Tanti messaggi inviati anche da Picanello, dove in via Galiotto cambia il marciapiede, non la sostanza. A ridosso di una fermata MTS ed in assenza di una pensilina, l'enorme e spontanea piantagione quantomeno fa ombra e con l'arrivo del caldo estivo può addirittura tornare utile. Da un cespuglio all'altro. Qui siamo in via San Giuseppe l'Arena. Ce ne siamo occupati un mese fa, denunciando la pericolosità della strada che costringe gli automobilisti ad invadere la carreggiata opposta per evitare le sterpaglie. Dal comune fanno sapere che è in corso la visura catastale dei terreni, poi scatteranno le diffide ai privati ed infine si provvederà alle operazioni di bonifica. Tempi imprecisati, del resto la burocrazia la conoscono tutti, come la curva cespuglio. L'ASP di Catania riorganizza l'attività del Centro Unico di Prenotazione, nuovi orari per prenotare con il numero verde, potenziati front e back office. Vediamo. L'ASP di Catania riorganizza l'attività del Centro Unico di Prenotazione CUP. Dal 15 aprile il numero verde 800 95 4414 per la prenotazione di visite ed esami specialistici presso ambulatori dell'azienda sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. La rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del CUP, fa sapere l'ASP, rientra nel piano di interventi disposti dalla direzione strategica dell'azienda guidata dal commissario straordinario Giuseppe Lagangasenzio, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità del servizio e di garantire l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate. Nel corso degli ultimi 2 mesi l'attività del CUP, sottolinea l'ASP, è stata sottoposta ad un monitoraggio quotidiano. Sono state assegnate nuove risorse umane con incremento di professionalità interne e reclutamento di altre 10 unità. È in corso la riorganizzazione dell'attività di front e back office per ottimizzare il lavoro degli operatori, accompagnare gli utenti nella fruizione del servizio e ridurre i tempi medi di risposta, semplificando anche le procedure interne. Tra i sentieri della riserva di Pantalica a Siracusa è stato rinvenuto un teschio umano, la scoperta di un giovane ambientalista durante un'escursione. Francesco Aloi. Camminando per questi sentieri ci si immerge in un paradiso terrestre. Siamo nella riserva di Pantalica a Siracusa. È qui che un giovane ambientalista ha trovato un teschio umano. Vedo un percorso che sale su a monte, lo percorro per all'incirca 200 metri e mi trovo davanti letteralmente un teschio umano, cosa che non mi aspettavo. Adesso i carabinieri stanno facendo tutte le analisi per capire a quale epoca appartenga, anche se pare risalga ad un periodo tra il XIII ed il VII secolo a.C. Ma qui c'è una delle più grandi necropoli e di teschi e ossa ce ne sono a volontà, ma dentro le tombe. Non ho mai trovato ossa in giro, però ho trovato magari dei reperti a terra come cocci di vasi antichi e secondo me questo teschio poteva essere stato conservato all'interno di qualche tomba, visto che ce ne sono oltre 5.000 e magari sarà stato deturpato dai tombaroli.
Un luogo di silenzio, dove gli unici suoni che si avvertono sono quelli dell'acqua e degli uccelli. Un Eden da tutelare e proteggere, spesso attaccato anche dai piromani. Basti pensare all'incendio dello scorso anno, oltre 1000 ettari di vegetazione andata in fumo. Maggiore controllo, maggiore vigilanza, un maggiore monitoraggio delle riserve naturali. E con la primavera inizia la stagione preferita dagli amanti della natura, una passeggiata nel verde e chissà, una nuova scoperta. La Sicilia, raccontata da Gianfranco Iannuzzo, l'attore siciliano, sarà da domani al Teatro Musco di Catania con recital, attraversando bellezze e contraddizioni di una terra cara all'attore. Giusy Lazzara. C'è tutta la Sicilia negli occhi di Gianfranco Iannuzzo, l'attore agrigentino che torna a Catania al Teatro Musco con il suo recital per dare voce a ricordi e emozioni. Faccio una metafora, raccontando la nostra meravigliosa Sicilia con le sue stupende contraddizioni, racconto l'Italia. Cos'è il mare per noi, che è stato ponte di 1000 culture, questa insularità meravigliosa che abbiamo, questo amore profondo, rispetto totale, sacrale che abbiamo per la donna, che è generatrice di vita, è madre, è terra. Pensiamo alle nostre sorelle, alle nostre mamme, alle nostre mogli, alle nostre figlie, quando pensiamo alla creatura meravigliosa che è la donna. Si scherza e si ride su tutto, anche su questo le donne sono le prime a riderci. Lo spettacolo da domani al Musco di Catania sarà in replica nei 2 prossimi fine settimana. Ci fermiamo adesso per una pausa, ritorniamo tra poco con lo sport e l'atteso derby Catania-Messina che vale una stagione per il Catania. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. A Catania cresce l'attesa per il derby con il Messina di domenica. Per i rossoazzurri la sfida vale una stagione. In palio, oltre a punti salvezza, anche la possibilità, grazie alla vittoria della Coppa Italia, di disputare i play-off. Francesco Triolo. Derby per rinascere o sprofondare, il Catania si trova ad un bivio nel momento più complicato della stagione, quello che precede la partita contro il Messina e 3 giornate per evitare i play-out. Adesso bisogna fare i conti ed i punti, perché la squadra di Zeuri si trova al quintultimo posto a quota 39 appaiata al Monopoli e in parità negli scontri diretti con i biancoverdi sarebbero salvi grazie alla migliore differenza reti assoluta, ma lo sprint finale è tutto da scrivere. Il quintultimo posto potrebbe anche valere la salvezza diretta, visto che il vantaggio sulla penultima, il Monterosi, è superiore agli 8 punti. Tutto naturalmente dipende dai risultati delle ultime 3 giornate e il Catania giocherà 2 partite su 3 al Massimino con un calendario in teoria di media difficoltà per una squadra alla quale potrebbero servire 5-6 punti per mettersi al sicuro. Ma intanto c'è da pensare al Messina che arriverà a Catania con la testa libera, 44 punti in classifica che consentono alla squadra di Modica di giocare senza le pressioni che avranno i rossazzurri. Zeoli ha iniziato ieri a ragionare sul prossimo avversario con la ripresa degli allenamenti. Rispetto alla gara di Francavilla avrà nuovamente a disposizione dopo la squalifica Cicerelli che potrebbe partire titolare e Furlan che si giocherà la maglia da titolare tra i pali con Albertoni al momento il favorito. Bisogna capire invece quanti minuti avrà nelle gambe Sturaro. Il suo recupero è fondamentale in questo momento e il centrocampista già contro la Virtus Francavilla aveva dato la sua disponibilità. Sul fronte tattico sembra scontata la conferma della difesa a 3 vista nelle ultime settimane. Si cercano quindi certezze con una che c'è già. Il Catania è padrone del suo destino, ma ha bisogno di scuotersi e tornare a fare punti per evitare di passare dai potenziali play-off alla lotteria play-out. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.